Abbiamo le grandi navi da turismo, quelle che passano dal canale del Lido e che arrivano fino in marittima a Venezia, le navi container e le petroliere che vanno o a Porto San Leonardo oppure in zona industriale sulle banchine del petrolchimico e degli altri stabilimenti industriali. In futuro c'è un progetto per far entrare nella laguna di Venezia anche le maxi navi cerealicole. Un maggior numero di passaggi di grandi navi significa aumento del moto ondoso e spostamento di enormi masse d'acqua corrispondenti al volume sommerso delle navi, che colpiscono con effetti disastrosi i fabbricati e i fondali di tutto il bacino San Marco e di tutti i canali collegati. Da quando è stata costruita la zona industriale abbiamo 60 anni di inquinamento delle acque che ha compromesso profondamente la qualità dei sedimenti. Nel progetto presentato dall'autorità portuale, che è relativo solo al canale di Petroli e arriva fino a tutta la zona industriale, per cui per tutto quel percorso mezzo metro vale 1.300.000 metri cubi di fanghi. Il progetto complessivo comporta una produzione di fanghi di 6,5 milioni di metri cubi. Adesso, soprattutto d'estate, li abbiamo praticamente 4-5 giorni in continuo e 4, 5, 6 navi alle volte, sono navi quasi da 300 metri, sono ormeggiate dentro al porto con la conseguenza di motori e gruppi elettrogeni accesi 24 ore su 24. Quando vi è una combustione di prodotti organici, idrocarburi, in particolare di benzine, in particolare di gasolio a medio e alto tenore di zolfo, vengono emesse nell'atmosfera tutta quanta una serie di polveri. Polveri che si definiscono normalmente PM10 o PM2,5 e attualmente ci stiamo accorgendo della pericolosità di queste polveri. Venezia è la seconda città, la prima se non sbaglio è Torino, per inquinamento da polveri sottili. Recenti stime dell'ARPAV hanno calcolato che ci sono mediamente 1.400 navi durante tutto l'arco dell'anno, più concentrate verso i periodi febbraio-ottobre e meno nel resto dell'anno. È stato calcolato che ogni nave inquina come 14.000 automobili nell'arco delle 24 ore. Io la televisione quando ci sono le grandi navi non la vedo tutto disturbato. Ma la televisione dici tutti i canali? Il 99% dei canali sì. Vengono oscurati dalle frequenze. O si vede male tipo le onde, interferenza elettromagnetica. Sì, esatto, esattamente. Perché sono i radar che producono questo?